L'industria chimica italiana e con essa il polo strategico di Porto Marghera attraversa una fase decisiva. Il rilancio del settore passa necessariamente attraverso la modernizzazione degli impianti, puntando su innovazione e sostenibilità per aumentare la competitività e ridurre l'impatto ambientale. Si parla anche di una possibile riconversione dell'area in chiave logistica, aprendo nuovi scenari di sviluppo, e non mancano le tensioni. Le organizzazioni sindacali veneziane di CGIL, CISL e UIL hanno lanciato un duro attacco al piano industriale di Eni Versalis, definendolo una vera e propria resa industriale. L'area di Porto di Marghera non vede nessun rilancio, Eni la sta sostanzialmente abbandonando, l'indotto sta perdendo occupazione, dai 1000 circa che erano oggi siamo sotto i 300, questo sta determinando un'emergenza occupazionale e industriale in questo territorio. Eni è un grandissimo player internazionale e su Porto Marghera deve fare investimenti, non disinvestimenti. Il timore è quello di un effetto domino a livello nazionale. La chiusura degli impianti di cracking a Brindisi e Priolo potrebbe rappresentare il colpo finale per una filiera che dà lavoro direttamente e indirettamente a centinaia di migliaia di persone. Dopo la chiusura del cracking, le promesse che erano state fatte da Eni non sono state mantenute. Dei 750 milioni di euro di investimenti negli impianti che era stato previsto, se ne vede appena una timida ombra. Alcuni impianti che immaginavano di costruire non verranno mai prodotti, ma mai messi in campo. Secondo i sindacati, la multinazionale avrebbe scelto di disimpegnarsi progressivamente dal settore, privilegiando logiche di profitto a breve termine e mettendo a rischio un intero ecosistema industriale. Le critiche si estendono anche al governo, accusato di non aver messo in campo una visione industriale capace di tutelare il settore chimico nazionale. Il problema è che questo territorio è convinto che tutto passi attraverso le grandi navi, tutto passi attraverso il turismo e i B&B di Venezia, ma questa è un'area che è nata, la sua vocazione è sempre stata di area industriale, che si sta perdendo.